Se la pallavolo femminile festeggia la promozione in A2 del Marsala, nel basket in rosa sono giorni di trepidazione per l'Alcamo a caccia della salvezza dopo aver centrato la massima serie lo scorso anno. Sotto canestro è stata una stagione di pochi sorrisi e tanti problemi. Dici basket e pensi al Priolo, da quelle parti hanno negli ultimi 20 anni festeggiato scudetti, finali di Coppa Italia, sempre nel segno di Santino Coppa, allenatore e di fatto uomo tutto di una società che, seppur in difficoltà economico-organizzative, ha centrato pochi giorni fa la salvezza vincendo lo spareggio con il Cagliari. Per il prossimo anno si vedrà. Intanto riflettori puntati sull'Alcamo, stagione deludente e ricca di polemiche. Dopo aver fallito il primo treno contro Pozzuoli, che ha vinto le prime 2 gare, ora per la formazione alcamese arriva l'ultima possibilità. La sfida è con Cagliari al meglio delle 3 gare, chi perde retrocederà. Si comincerà giovedì in Sardegna, domenica 22 seconda partita ad Alcamo, eventuale gara 3 a Cagliari 25 aprile per la migliore classifica delle sarde nella regular season. Alcamo Basket, come una polveriera a causa di alcuni stipendi non pagati, quest'anno è stato anche dichiarato uno sciopero sul parquet. E poi il ballo dell'allenatore. Andrea Petitpier è tornato alla vigilia dei play-out dopo essere stato esonerato durante la stagione. Ha preso il posto di Giuseppe Barbara. Un ritorno clamoroso per Petitpier, colui che ha riportato il grande basket ad Alcamo.